Un'ordinanza viene emessa dal sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, circa la sospensione dell'attività didattica in presenza negli istituti comprensivi e di istruzione secondaria di seguito indicati a far data dal 10 gennaio prossimo fino al 16 gennaio per consentire il completamento della vaccinazione degli studenti e l'esecuzione di screening prima del rientro. Gli istituti scolastici sono il Francesco Crispi, il Don Bosco e Navarro, l'istruzione secondaria superiore Francesco Crispi, l'Istituto di Studi Musicali Tossanini. Il sindaco continua come anche la chiusura degli asili nido viene fatta fino al 16 gennaio 2022, è vietato altresì ogni festa non conseguenza a cerimonie civili e religiose, la partecipazione a convegni e congressi all'aperto e al chiuso organizzati nell'ambito del territorio riberese, l'accesso agli uffici comunali per usufruire dei servizi è consentito, continua il sindaco di Ribera, previa prenotazione con l'utilizzo di mascherina FFP2. E fino al 31 gennaio 2022 saranno altresì chiusi i circoli ricreativi e i club. La chiusura di Villa Matinella fino a nuova disposizione, ritenuta area in cui non è possibile assicurare il divieto di assembramento di persone, e la chiusura anticipata alle ore 22 di bar e pub nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2022. Ho emanato qualche ora fa un'ordinanza che prevede il ritardo del ritorno a scuola nella nostra città, cioè non si rientrerà a scuola in tutte le scuole di ogni ordine e grado, è compreso negli asili nido e nell'istituto Toscanini e anche per gli enti di formazione lunedì 10 gennaio, ma si farà didattica a distanza per l'intera settimana. Nel frattempo vedremo l'andamento della curva epidemiologica e quindi rivaluteremo eventualmente quando rientrare a scuola. Nel frattempo si farà e sarà predisposto uno screening per la popolazione scolastica che potrà permetterci di ritornare a scuola in massima sicurezza. I dati sono monitorati continuamente, l'ultimo dato che mi è stato fornito è di mezz'ora fa e ci dice che a Ribera ci sono circa 546-47 soggetti positivi al Covid, di questi il 50% sono under 30, cioè soggetti in giovane età. Ecco anche la ragione per la quale abbiamo deciso di rimandare l'apertura delle scuole. In questa quarta ondata il virus si è dilagato in maniera veramente prepotente, causando anche delle difficoltà adesso nelle strutture sanitarie. Il nostro ospedale è quasi saturo, si registrano 10 ricoveri nella terapia intensiva e voglio sottolineare che soltanto un soggetto risulta vaccinato tra i ricoverati, gli altri non sono vaccinati. Questo per dire quanto è importante fare ricorso alla vaccinazione. Invito tutti ancora una volta a fare ricorso alla vaccinazione, aumentare il numero dei vaccinati, perché è uno dei pochi strumenti, sono l'unico che abbiamo nel contrasto a questa malattia, a questa diffusione del virus. Gli altri strumenti sono quelli del buonsenso e delle norme di prudenza, cioè l'utilizzo della mascherina, evitare gli assembramenti davanti alle attività commerciali, davanti ai bar e davanti agli uffici pubblici, garantire quindi il distanziamento sociale, evitare che si possano fare feste, c'è il divieto di qualsiasi attività di intrattenimento musicale non nell'ordinanza, sia all'interno che all'esterno dei pubblici esercizi fino al prossimo 31 gennaio 2022. È compreso anche la chiusura dei circoli ricreativi, culturali e dei club, perché anche in questi luoghi si rischia di aumentare il contagio e la diffusione del virus. E allora mi appello ancora una volta al senso di responsabilità, alla collaborazione di tutti i cittadini. Dobbiamo fare in modo che con i nostri comportamenti si possa limitare e contemperare e contenere la diffusione di questo virus. Pertanto un richiamo ancora a tutti nel avere grande attenzione, perché ci dicono gli esperti che ancora il picco dovrà arrivare, è previsto nell'ultima decade di gennaio, pertanto sappiamo tutti che siamo in piena quarta ondata da Covid nella sua variante Omicron che è diffusiva in maniera massiccia, dobbiamo garantire tutte le norme di prudenza, rispettarle tutte, fare ricorso, lo ripeto ancora una volta, alla vaccinazione, perché questi sono gli strumenti che abbiamo per contrastare questa ondata che grande difficoltà
grandi criticità, grandi complicazioni sta procurando non soltanto nella nostra comunità, nell'intera provincia, nell'intera regione e nel resto d'Italia.